Ceramica al centro è lo slogan della quinta edizione della Triennale Internazionale della Ceramica Città di Este. In questo fine settimana, Este si rivela essere il centro culturale per la tradizione della ceramica artistica. Durante il fine settimana ricco di eventi, di notevole importanza è risultato essere l'incontro con una delegazione di autorità politiche, tour operators ed imprenditori della provincia dell'Henan e della città di Anyang, in visita ad Este e in alcune delle piccole città storiche del Veneto. Giancarlo Piva, sindaco di Este, spiega così le motivazioni di questa visita. Iniziamo con questo momento ufficiale di firma di un protocollo d'intesa tra la città di Este e la città di Anyang. Che valore ha questo protocollo? Un valore che parte dal territorio, dalla città, dal valore della nostra città all'interno dei Colli Ugani, dal fatto che la nostra città si relaziona con le altre piccole città storiche del Veneto, e questo diventa un elemento di attrazione anche turistica. Oggi stiamo facendo in modo che Este, insieme con le altre piccole città storiche, possa diventare un obiettivo di attrazione turistica per i tanti cinesi che stanno guardando anche all'Italia come meta del proprio interesse turistico e culturale. Quindi noi puntiamo molto da questo punto di vista sull'enogastronomia, sui prodotti tradizionali, in particolare la ceramica, che oggi è un po' il punto di riferimento per l'attenzione della nostra città con la quinta triennale della ceramica, ecco, ma anche tutto ciò che è l'ambiente nel quale siamo inseriti, che vogliamo tutelare, è un elemento di attrazione forte per gli amici cinesi che potranno essere nel nostro territorio. Credo che abbiamo tutte le carte in regola, in rete con le altre città storiche, per essere punto di riferimento per l'attrazione turistica nel nostro territorio italiano. Durante l'incontro è stato firmato un importante accordo quadro sulla cooperazione culturale, turistica ed economica fra le due città. Este e la provincia dell'Henan hanno molti punti in comune, non ultima la tradizione nella produzione delle ceramiche e la bellezza dei luoghi. Entrambi possono diventare il centro di uno scambio turistico ed interculturale fra i due popoli. 我们这一次到贵城市来，主要是寻求友谊、扩大交流、取得共同发展。 Il motivo di questa volta cerchiamo di sviluppare la nostra amicizia e la parte della cultura e economia. 这一次啊，我们主要是参加陶瓷艺术叫3年展活动。我们带来这个陶瓷艺术这方面的企业家和这些有品位的这个展品，通过这次活动，加强两地之间在这个陶瓷艺术品质交流方面的交流和合作。另一方面， 两个城市都有悠久的历史和丰富的旅游文化资源，通过这一次交流，扩大两个城市之间的文化旅游交流与合作。谢谢。 Abbiamo due motivi che abbiamo portato qua. La prima, abbiamo portato 3 aziende di ceramica che stanno dentro la nostra città di Anyang, perché abbiamo sentito anche la città di Este è una città famosa di ceramica, quindi abbiamo portato questa opera di ceramica di nostra città per partecipare a questa la quinta manifestazione della ceramica triennale, no? Questo è il primo. Secondo, con questa occasione noi cerchiamo di sviluppare la parte di risorse e turismo per entrambi le parti, anche la parte di buoni cibi italiani a trasportare in Cina. La delegazione cinese ha poi avuto l'occasione di visitare in anteprima la mostra della ceramica presso l'Accademia dell'Artigianato, mentre presso le sale del Museo a Testino si svolgeva l'inaugurazione della mostra Nel Veneto i ceramisti, con opere di Alessio Tasca, Lee Bebel, Vittore Tasca ed Einer Bauer. Le opere sono state affiancate alle ceramiche antiche e dai reperti ospitati nelle sale del museo, come ci spiega la direttrice del Museo Nazionale a Testino, Elodia Bianchin-Citton. Si tratta di prodotti artistici, prodotti ceramici di artisti di fama europea che hanno costruito con noi all'interno del museo un percorso legato alla produzione ceramica antica e attuale, intervallando le opere antiche alle loro opere. Le opere sono state disposte secondo il percorso di visita del museo, si inizia dalla sala superiore
dalla Sala della Preistoria, dove è stata esposta una ciotola in grès donata già alcuni anni fa da Alessio Tasca al museo. Un altro aspetto molto importante sono i cavalli di Vittore Tasca. I cavalli sono stati esposti avvicinandoli a delle rappresentazioni sempre dei Veneti antichi, e il cavallo è uno dei temi principali proprio legati all'allevamento dei cavalli. I Veneti erano allevatori di cavalli. Tutte le opere sono molto importanti, però io ne focalizzo l'attenzione su alcune. Scendiamo poi al piano terra, nella sezione dedicata ai Veneti antichi, e sopra un mosaico, un pavimento mosaico di età romana, troviamo 2 opere di Lee Babel. Lee Babel si differenzia dagli altri artisti per la resa del colore, e con opere che richiamano costruzioni antiche, edifici antichi, seppure a piccola scala. Ultimo appuntamento della giornata, ma non ultimo di importanza, il convegno di presentazione e l'inaugurazione ufficiale della 5ª edizione della Triennale Internazionale della Ceramica Città di Este. Giorgio Bido, direttore della Fondazione Accademia dell'Artigianato, ci accompagna alla scoperta delle sale e delle iniziative legate alla Triennale. Una triennale che rispetto alle 4 edizioni precedenti è venuta assumendo una dimensione ed una connotazione diverse, fortemente innovative. Il primo elemento di forte innovatività è contraddistinto dal fatto che questa è una cornice, non si tratta più di un singolo evento, ma si tratta di una cornice all'interno della quale trovano collocazione diversi eventi di carattere espositivo, di carattere illustrativo, di carattere anche culturalmente ricreativo, in modo da tenere vivo l'interesse sulle tematiche della ceramica fino al prossimo 3 di novembre, quando chiuderemo con un convegno sulla ceramica e i suoi risvolti così duplici di carattere economico-produttivo e dall'altro versante di carattere espressivo-artistico. L'altro elemento di innovatività è la coralità con cui è venuta sviluppandosi la triennale di quest'anno. Coralità che a sua volta ha una duplice esplicitazione. La prima è quella dei soggetti che sono venuti ad esporre in questa triennale. Abbiamo da una parte i concorrenti del concorso In and Out, che si sono esibiti con le opere presentate al concorso e selezionate poi dalla giuria. Dall'altra parte abbiamo però delle mostre monografiche dedicate a figure importanti della storia della ceramica, che vanno da Alessio Tasca al maestro Morigi, che vanno da Lee Babel a Di Claudio, che vanno da Hans Bauer a Vittore Tasca, fino poi ad avere una esposizione dei ceramisti attuali, industriali, produttori delle stense. Infine, sempre per sottolineare la coralità e quella che viene spesso usata come espressione politica, cioè quella di fare rete, di fare sistema, qui oggi noi abbiamo la presenza di ceramisti che vengono da Nove, ceramisti che vengono da Bassano, ceramisti che vengono dalla città gemellata con Este, che è Rijeka, la fiume croata, e ceramisti che vengono con una delegazione importante dalla Cina. Quindi tutto questo è riconducibile alla cornice triennale della ceramica. Ulteriore e definitivo suggello a questa coralità è il fatto che questa organizzazione è stata sì imperniata sulla Fondazione Accademia dell'Artigianato, ma con una fortissima partecipazione attiva e collaborativa del Comune, del Museo a Testino e dell'Istituto d'Arte di Este. Este e l'Accademia dell'Artigianato ospiteranno quindi fino al 3 novembre 2013 le mostre delle ceramiche del concorso In and Out, le testimonianze dell'Istituto d'Arte di Este e le manifatture ceramiche a Testine. Una sezione è aperta per gli ospiti ceramisti di Rijeka, Nove e Bassano, per le opere di ceramica provenienti dalla Cina, e una piccola selezione delle opere degli artisti che espongono al museo a Testino.
Obiettivo della giornata odierna e degli eventi correlati è stato quello di stimolare l'attenzione e provocare produttori e visitatori sul settore di eccellenza della ceramica artistica e di rendere Este uno dei cuori pulsanti per la ceramica artistica nel mondo.